La Roma è chiamata a fare un miracolo in questo spareggio dei playoff della Serie A della Lega Calcio a 8. Deve recuperare il 10-2 subito all'andata dal Testaccio. Amici di Fanner, buonasera e benvenuti a tutti. Nessun compagno e Manni la può far sua, rischia un passaggio sul quale arriva Feola che la mette al centro, l'appoggio, subito arriva il gol della Roma Calcio a 8, ha segnato Pisapia, ha sbloccato il match 1-0. Potrebbe essere il mancino di Mirante o il destro di Starace, è proprio Mirante a partire con il mancino. La palla però non si abbassa e si spinge alta sopra la traversa. Tuta. Parte Feola, è una finta, va Pisapia, la sfera è deviata e si spegne sul fondo. Altra ottima occasione questa per la Roma Calcio 8. La gioca corto Feola, il tocco e arriva alla rete del 2-0 di Pauliello. Sbeffato Boni dalla deviazione per il Testaccio a battere. È Perucca che lo fa giocando in avanti in direzione di Giuliani. Riesce Mirante a mantenere il possesso del pallone e a calciare verso la porta. Non ci arriva per pochissimo Baldassarre che avrebbe avuto la porta totalmente scoperta da parte di Oliva. Recupero di palla per la Roma con Succi che parte sulla destra, è chiuso però in scivolata fallosamente da Mirante che viene anche ammonito. È recuperata nuovamente la sfera quindi dalla Roma Calcio 8 con Succi che salta Starace, ne salta un altro, serve Liotti, la conclusione, la sfera passa sotto le gambe di Boni, è il 3-0 della Roma Calcio 8 che ora ci sta credendo seriamente. Giuliani proverà subito a calciare in porta, lo fa, Gabriele riesce a fermare questa cannonata di Giuliani. Chiuso da dietro ora Giuliani che va a giocare con le mani in direzione di Baldassarre, si gira Baldassarre da terra, Gabriele controtempo fa un miracolo. Dicevamo manca solo un minuto al termine di questo primo tempo, 3-0 sul punteggio, brutta entrata di Mirante che rischia, si viene la seconda ammonizione, cartellino rosso per Mirante, sotto 3-0 il Testaccio. Ora anche con un uomo in meno rischia seriamente di veder compromesso quanto fatto all'andata. Ci sono Pisapia e Feola. Parte Pisapia, è uno schema con Feola che calcia in porta, colpisce il palo, sfortunato in questa occasione il numero 9, di testa la manda all'indietro. Arriva prima di tutti Perucca, però serve Succi che calcia in porta, Boni ci mette le mani, mette giù il pallone Succi, si accentra Succi, salta un uomo, ne salta due, libera il mancino Succi, l'ottima risposta di Boni in calcio d'angolo. Ora il Testaccio, ancora palla al piede sulla sinistra, la palla al centro di Mani, tocca a Baldassarre su Starace che calcia in porta e fa il gol del 3-1. Esultano giustamente gli uomini del Testaccio perché è un gol fondamentale. Testaccio si porta il pallone sulla destra, presso si porta due giocatori, Cossu riesce a portargliela via, però serve lo stesso Baldassarre che calcia in porta, ottima la risposta di Gabriele. Arriva nella zona di Liotti, ha provato a girarla in direzione di Seferi, Mazzesi in verticale su Baldassarre, a tu per tu con Gabriele che fa un altro miracolo, la sfera però rimane in direzione di Manni, la mette al centro. Mazzesi in scivolata usa le sue lunghe leve per toccare il pallone. Pisapia, libera il mancino Pisapia, ci mette le mani Boni, si trattava di Feola. Succi in direzione di Paoli, prova a calciare in porta, la sfera rimane nel rigore, la rovesciata di Feola e l'ottima risposta di Boni. Ma che rovesciata che aveva provato Feola, calcio d'angolo. Baldassarre poi la spedisce fuori, arriva il triplice fischio arbitrale, è il Testaccio a gioire, a qualificarsi alla semifinale contro il Cotton, però rimane comunque la prestazione ottima da parte dei giocatori della Roma Calcio 8 che con tutto che hanno vinto 3-1 non riescono a passare il turno.